Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 12 in punto. Partiamo dalla cronaca e con un macabro ritrovamento a Prato della Valle a Padova. Vediamo il titolo del mattino: cadavere scoperto nel canale dell'isola Memmia in Prato della Valle. Ci collegheremo tra pochissimi minuti in diretta con Valentina Visentin per sapere tutti i particolari. E poi parleremo ancora di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, che sarebbe stato alla ricerca di uno psicologo ed era, dopo averne consultati diversi, in attesa di incontrarne un altro ed era in graduatoria per un'altra visita, e avremo tanti altri fatti di cronaca, ma partiamo anche, prima di collegarci con Prato della Valle, con la politica e scontro totale tra Lega e Forza Italia, in particolare tra Luca Zaia e Flavio Tosi per la questione del terzo mandato. Vediamo il servizio. Prove tecniche di disintegrazione di un'alleanza che mette a rischio l'intero centrodestra. Forza Italia da una parte e Lega dall'altra. Ore 12 circa, Palazzo Balbi. Luca Zaia viene chiamato a commentare il durissimo attacco dell'alleato regionale Flavio Tosi sul terzo mandato. 24 ore prima il deputato azzurro era stato lapidario. Incoerente, da presidente di regione mise il blocco di 2 mandati agli assessori, ma lui vuole governare per sempre. All'inizio Zaia nicchia velenoso. Mi perdoni, io non replico, a un segretario deve replicare un segretario. Io trovo strano che un sindaco che può fare solo 2 mandati invece può stare tutta la vita in Parlamento. Poi, ribadendo il concetto, guarda al passato. Quando io ero presidente di provincia, io sono stato eletto direttamente dal popolo, c'era ancora l'elezione diretta, ho sollevato anche allora questo problema, perché lo trovo assurdo. Ma quasi in contemporanea, il numero 1 di Forza Italia in Veneto spedisce un'altra durissima nota, tornando sull'accusa di incoerenza, e stavolta allega un video datato marzo 2016, un intervento di Zaia, già presidente, durante la trasmissione di Rete 4, Quinta Colonna. Mai nessuno lo dice. In Veneto, su mia volontà, è stato introdotto anche nello statuto il blocco dei mandati. Uno fa 2 mandati, poi a casa. E penso che questo sia un bel segnale. È la forza dei social di oggi. Quando uno dice una cosa, io non l'ho cercata, mi è arrivata, perché quando uno dice una cosa gli torna prima o poi. Se sei coerente ti torna positivamente, se sei incoerente ti fai male. Lui stesso aveva detto che per combattere la casta bisognava mettere il limite ai 2 mandati. Adesso ha cambiato idea, è legittimo cambiare idea, però faccio notare il fatto che appunto abbia cambiato idea nel frattempo. Una guerra di parole e video che ormai non può non lasciare ferite molto profonde nel centrodestra, chiamato a preparare europee, amministrative e regionali. La rottura tra Lega e Forza Italia sembra alle porte. Insomma, si è già in qualche modo consumata a questo punto il servizio di Nicola Zanetti. Avete sentito Zaia dire a un segretario, risponde un segretario, e il riferimento era al segretario regionale della Lega Alberto Stefani, che ha subito detto la sua, e poi Tosi ha rincarato la dose ieri ospite di Ring su Antenna 3. Sentiamo. Non c'è assolutamente bisogno di questi attacchi, noi andiamo avanti, la Lega va avanti, fa quadrato intorno al presidente Luca Zaia. Nel momento più delicato, il numero 1 veneto del Carroccio fa da scudo a Zaia. Da segretario a segretario, come aveva chiesto poche ore prima il governatore a Palazzo Balbi, il messaggio è diretto al suo omologo azzurro. Forza Italia deve decidere cosa vuole fare. Comportarsi da alleati significa dimostrare lealtà e soprattutto collaborazione. Per noi il centrodestra deve lavorare unito. In ballo troppe sfide per rompere l'alleanza con Fratelli d'Italia, peraltro alla finestra. Ma Tosi non si scompone e sottolinea un vulnus che sta alla base dei rapporti tesi tra le parti. Noi siamo fuori dal governo regionale e quindi ci prendiamo anche il diritto di muovere delle puntualizzazioni, perché appunto Zaia ha scelto che Forza Italia, pur essendo in maggioranza, non faccia parte del governo della Regione Veneto. In ballo dunque c'è anche quell'assenza di un forzista in giunta che il partito di Tosi vede come fumo negli occhi e che potrebbe essere colmata a breve con il passaggio di Giampaolo Bottacin dal Carroccio agli azzurri. Intanto Stefani torna a difendere Zaia, lanciando anche una frecciata velenosa ricordando l'ultimo governo Galan. Io vorrei ricordare che il Veneto viveva un momento di grosse difficoltà
in quel periodo e Zaia ha saputo garantire a questa regione uno standing straordinario. Nel male e nel bene, ricorda invece Tosi, fu un periodo di grandi opere e di una sanità decisamente migliore. C'è un dato oggettivo che riguarda il sistema sociosanitario. Oggi la regione Veneto non è più fra le 3 regioni benchmark, c'è dentro la Puglia per dire, che erano le regioni di riferimento per la qualità del sistema sociosanitario. Schermaglie che non sembrano destinate a fermarsi, mentre il coordinatore di Forza Italia non ha dubbi sul futuro di Zaia. La mia opinione è che Luca Zaia si candida alle europee e con questo farebbe un servizio positivo per la Lega. Ipotesi che un leghista duro e puro e non tenero con i vertici come Roberto Marcato considera una pugnalata. Per me sarebbe una delusione. Io sono abituato a rapportarmi con uomini di parola. Sì. Ho sempre pensato che lui sia così. Se lui dovesse candidarsi, romperebbe un patto che ha fatto con i veneti. Ha sempre detto il contrario, si candida liberissimo, io lo sarei particolarmente deluso. Un bel travaglio all'interno del centrodestra. Intanto andiamo a Padova in attesa di collegarci con Valentina Visentin per il ritrovamento del cadavere di un 25enne a Prato della Valle. Ci sono stati a Padova momenti di tensione ieri a Palazzo Bo, sede dell'università. Gli studenti del collettivo Catai volevano entrare nel cortile mentre era in corso il senato accademico, ma sono stati bloccati dagli uomini della polizia. La protesta degli studenti ieri pomeriggio davanti al portone d'ingresso di Palazzo Bo, visto momenti di tensione tra i manifestanti e gli agenti di polizia intervenuti con una carica di alleggerimento per impedire che gli universitari del collettivo Catai, assemblea di via Beato Pellegrino, entrassero nel cortile mentre era in corso la riunione del Senato accademico. Gli studenti in protesta chiedevano alla rettrice Daniela Mapelli di firmare un appello per il cessate il fuoco a Gaza. Il sit-in è continuato poi senza altri momenti di tensione. Gli studenti che hanno tentato di entrare all'interno della sede centrale dell'università però rischiano ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Adesso andiamo in diretta a Padova, vi dicevo, con Valentina Visentin, Roque Allende, perché è stato ritrovato il cadavere di un 25enne a Prato della Valle. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, in realtà adesso ci siamo spostati in piazza Capitaniato, in una via laterale, via Patriarcato, dove pochi minuti fa è intervenuta la polizia perché un uomo, un anziano residente in questa vietta del centro storico, del pieno centro storico delle piazze, è caduto dalla finestra. Sul posto appunto c'è la polizia, non ci possiamo avvicinare ancora tanto perché il corpo è ancora a terra, ci sono i familiari che stanno cercando di capire quanto è accaduto, se si tratta di una caduta accidentale dalla finestra o di un gesto volontario. Poche le informazioni che abbiamo raccolto, perché il fatto è avvenuto veramente pochi minuti fa, tra le altre cose sotto gli occhi di molti studenti, perché sono in corso una seduta di laurea nel vicino Palazzo Liviano dell'Università, sede della Facoltà di Lettere qui in piazza Capitaniato. Questo è uno dei principali fatti di cronaca della giornata, perché la mattinata a Padova è cominciata con il macabro ritrovamento invece di un altro corpo senza vita di un 25enne straniero di origine africana. È stato ritrovato in Prato della Valle. Il corpo è stato notato alle 7:40 da un passante che ha subito dato l'allarme alla polizia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Se state vedendo le immagini, è successo veramente questa mattina molto presto, quando la gente di solito porta a passeggio e va a fare delle passeggiate in Prato della Valle. Lo sconcerto, non ci sono segni di violenza dal primo esame esterno del corpo, anche se il pubblico ministero arrivato sul posto ha disposto l'autopsia. Si sta cercando di capire anche in questo caso cosa possa essere successo. L'ipotesi più probabile è forse un malore. L'uomo è caduto nella canaletta e con il freddo delle temperature di questa notte è morto in pochi minuti. Dicevamo, l'autopsia è stata disposta sul corpo, che è in corso di identificazione. Ci serviranno gli accertamenti dattiloscopici per confermare se l'identità è quella di un ragazzo i cui documenti sono stati ritrovati poco lontano in Prato della Valle. Indaga la polizia. Queste sono le ultime notizie. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. In diretta da Padova
C'è un video del Gazzettino in cui parlano gli amici di Filippo Turetta che dicono, hanno detto ieri durante la trasmissione Avanti Popolo che stava aspettando lo psicologo. Adesso dovremo vedere il video tra un attimo, questo è il titolo del Gazzettino, vediamo subito il video in cui questi amici stanno. Sentiamo anche l'audio, grazie Tony Esposito. Perché appunto ci diceva che stava male lui, dicevamo vai dallo psicologo così magari stai un po' meglio. Nell'arco del tempo comunque ne è cambiati un paio, mi pare. Non poteva permettersi lo psicologo da cui andava inizialmente, quindi ha fatto tipo un paio di sedute e poi è cambiato psicologo e ne ha trovato uno gratis. Mi pare che andasse da una vicino alla stazione, che gliel'avevano consigliata e lei dava tipo 1 o 2 appuntamenti gratis, poi non riusciva a permetterselo. Anche perché mi pare che avesse preso questa decisione da solo e quindi non aveva aiuti economici e quindi appunto intanto stava aspettando che entrasse tipo in graduatoria per quelli pubblici. Non so se dopo i suoi genitori sono riusciti a saperlo perché gliel'ha detto o per vie traverse. Non è che non glielo diceva, cioè non è che loro non appoggiassero. No, appunto, cioè può essere che non glielo stesse dicendo i suoi genitori. Ecco, questi erano gli amici di Filippo Turetta che hanno detto in sostanza che aveva fatto ricorso a uno psicologo, era in graduatoria perché non poteva permettersi un'assistenza privata e quindi aspettava di vedere questo psicologo e non l'avrebbe detto ai genitori, quindi i genitori probabilmente erano all'oscuro e questo comunque dimostra che lo stesso Turetta evidentemente capiva che aveva dei problemi e che aveva bisogno di essere curato. Intanto il Senato accademico dell'Università di Padova ha approvato la delibera che conferisce la laurea alla memoria per Giulia Cecchettin, che era stata uccisa, ricorderete, pochi giorni prima della discussione della tesi, quindi il conferimento della laurea è previsto per i primi di febbraio. Ora c'è la data, il 2 febbraio sarà conferita a Giulia Cecchettin la laurea in ingegneria biomedica. La decisione è stata presa ieri durante la seduta del Senato accademico dell'Università di Padova, che aveva tra i punti all'ordine del giorno anche la decisione di una data per la cerimonia. Giulia aveva completato con successo il suo percorso universitario, la sua tesi era pronta. Quel maledetto sabato 11 novembre, prima di uscire per andare all'appuntamento con il suo assassino, Filippo Turetta, suo compagno di corso, aveva inviato via email alla sua relatrice la stesura finale della tesi, un elaborato davvero buono, come ci aveva raccontato ai microfoni la professoressa Silvia Todros, che lunedì seguente, mentre le ricerche di Giulia erano appena cominciate, le aveva risposto approvando la tesi e chiedendole di inserire il file nel sistema telematico dell'università, un passaggio che la ragazza non farà mai perché Filippo Turetta l'aveva uccisa sabato notte e poi gettata in un canalone di montagna a Piancavallo. Giulia doveva laurearsi giovedì 16 novembre. I professori della commissione hanno sperato fino all'ultimo di vederla entrare in aula, ma 2 giorni dopo il ritrovamento del suo corpo ha messo fine ad ogni speranza. Quella laurea Giulia aspetta di diritto, ha sempre detto la rettrice Daniela Mappelli. Il conferimento del diploma ai familiari avverrà con una cerimonia il 2 febbraio. Oggi in regia Tony Esposito con Mattia Pizzaia e Nadia Brazzo. Vediamo cos'altro è accaduto di grave sulla vicenda, la vicenda l'arbitra 17enne che era stata insultata da un genitore tifoso durante una partita di basket. Era arrivato al punto di dire a questa ragazza devi fare la fine di Giulia e ovviamente ci sono stati provvedimenti pesanti, intanto una DASPO di 5 anni e poi probabilmente anche sanzioni ancora più gravi. Sentiamo i nostri colleghi di Padova.
Frequenta il liceo Tito Livio nella stessa sezione, occupando lo stesso banco dove sedeva Giulia Cecchettin. Possiamo solo immaginare lo sconcerto e il dolore che ha provato la 17enne arbitra di basket padovana quando dagli spalti un tifoso le ha urlato: devi fare la stessa fine di quella di Vigonovo. L'uomo che ha pronunciato quelle parole inqualificabili è un 50enne di Campo San Piero, papà di un giocatore in campo della squadra dei Gunners Brenta Cittadella. Ora per 5 anni non potrà più mettere piedi in uno stadio o in un palazzetto, non potrà partecipare a nessuna manifestazione sportiva in tutto il territorio nazionale. Daspo di 5 anni, questo è il provvedimento emesso dal questore di Padova dopo le indagini condotte dalla Digos e dalla divisione anticrimine. Quello che è emerso dagli accertamenti svolti dalla Digos e dalla divisione anticrimine che deve far riflettere che il tutto è avvenuto da parte di un genitore che ha usato insulti sessisti nei confronti della ragazzina arbitro, una 17enne, reiterati con riferimenti anche poi ad un fatto, insomma, anche ripeto così, offendendo la memoria di Giulia Cecchettin, in un contesto, quello giovanile, dove appunto occorre dare l'esempio del fair play, del rispetto delle regole. Quindi va bene sì educare i genitori, i giovani, i ragazzi, ma credo che bisogna fare anche tanto per educare i genitori e gli adulti. Gli insulti sessisti e le minacce sono state rivolte alla 17enne domenica 3 dicembre mentre arbitrava la partita di pallacanestro Under 17 Silver tra Camin e Gunners Cittadella. Dopo la denuncia presentata in questura dal papà della direttrice di gara, anche lui ex giocatore di basket di Serie A, il tifoso di Campo San Piero, non nuovo purtroppo ad episodi di questo tipo, è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di minacce e diffamazione aggravati dall'aver agito nei confronti di una minore in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva. Frequenta la stessa scuola, la stessa sezione, la stessa aula e sicuramente gli accertamenti da Digos stanno proseguendo, perché poi non è stato solo questo genitore, anche altri con insulti sessisti nei confronti dell'arbitra ragazzina 17enne. Le indagini dunque proseguono per individuare gli altri esagitati che hanno partecipato ai cori offensivi rivolti alla 17enne. Questore di Padova Marco Odorisio. Andiamo a Vicenza, dove c'è stato un raid notturno di un ladro che ha praticamente svuotato alcune auto in sosta. L'intervento immediato degli agenti di polizia hanno permesso di bloccare il malvivente con la refurtiva ancora addosso. Arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio di conferma, un cittadino originario della Costa d'Avorio è stato bloccato dagli agenti delle volanti in via Rossi, dove verso le 4 del mattino erano stati segnalati furti in alcune auto della zona. In particolare un residente aveva assistito alla spaccata del vetro dell'automobile di un amico e riconosciuto il ladro, che si era poi impossessato di alcuni oggetti al suo interno. In effetti i poliziotti hanno poi rinvenuto tra le tasche dell'arrestato svariate carte di credito di proprietà di un vicentino depredato, un martello frangivetro, un coltello multiuso, una torcia e un orologio. Quest'ultimo oggetto riconosciuto dal proprietario di un'auto danneggiata attirato dal trambusto in strada. Controlli del territorio molto mirati per contrastare l'aumento dei furti in abitazione a Padova, a Villanova di Campo San Piero e a Cadoneghe. I carabinieri hanno intensificato i servizi perlustrativi nella fascia oraria pomeriggio-sera. Sono state perlustrate palmo a palmo le zone residenziali più esposte al fenomeno, identificando 73 persone, controllando 31 veicoli e 2 esercizi pubblici. Sono stati denunciati a vario titolo per resistenza pubblica ufficiale e detenzione di stupefacenti un 17enne e un 21enne tunisini trovati con alcune dosi di cocaina e di hashish. Sono sempre più frequenti i furti nelle abitazioni. Le forze dell'ordine fanno il possibile, ma davvero sono bande di predoni scatenati. Vediamo adesso la vicenda, torniamo alla vicenda della ragazza, la studentessa 17enne, che non può, essendo malata oncologica, avere la DAD. Sentiamo di cosa si tratta.
Avevo inizialmente coinvolto solo la mia classe, ma quando mi hanno comunicato che gran parte della scuola è riuscita, sono rimasta veramente allibita e sono venuta qua appunto a dargli supporto e a dirgli grazie per tutto quello che stavano facendo per me. È ancora emozionata Elena di fronte alla solidarietà dimostrata non solo dai suoi compagni di classe, ma da molti altri studenti dell'Istituto Sartor che hanno deciso di uscire dalle aule per farle sentire la loro vicinanza. Elena, 17 anni, da qualche mese sta combattendo contro un tumore, si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia che le abbassano le difese immunitarie, costringendola a rimanere lontana da scuola. Da qui la richiesta della famiglia. Noi chiediamo che nostra figlia sia integrata nella classe mediante un sistema informatico che se la rete scolastica non riesce a supportare, noi forniamo anche a spese nostre tablet e connessione. La mancanza di fibra e una connessione debole durante il giorno, le cause che impediscono l'attivazione della didattica a distanza sincrona, che permetterebbe ad Elena di seguire le lezioni al mattino. Al momento, infatti, la ragazza ha a disposizione un'ora di DAD al pomeriggio, non sufficiente, sottolinea papà. È un'ora pomeridiana al giorno, solo con l'insegnante. Non è un problema di solo formazione, è un problema di inclusione. L'appello lanciato dalla ragazza inizialmente solo ai suoi compagni di classe perché manifestassero fuori dall'istituto a metà mattina è stato raccolto anche da altri studenti che sono usciti dalle classi restando però all'interno del cortile della scuola. Ci è venuto proprio dal cuore da aiutarla perché io, essendo bocciata, sono nuova in questa classe e quindi l'ho conosciuta in solo questi 3 mesi e mi sono proprio sentita di doverlo fare. Questa era una prima, magari di tante manifestazioni che potremmo fare per velocizzare questa attivazione della DAD. La diagnosi, le terapie, la lontananza da scuola e dagli amici. Un momento difficile per Elena, reso ancora più complicato dall'impossibilità di seguire le lezioni insieme ai suoi compagni, come spiegano la mamma e la stessa ragazza. Non poter partecipare a queste attività la fa veramente star male, vedendo tanti suoi compagni in ospedale durante le terapie che invece possono tranquillamente seguire le lezioni assieme ai compagni. Adoro stare collegata con loro ed è per questo che voglio questa DAD, per stare sempre vicina a loro, sentirmi un po' meno diversa. E questa battaglia che sto portando avanti anche con la scuola mi dia una motivazione in più per alzarmi ogni giorno e dire devo stare bene perché devo combattere anche per il mio diritto allo studio. E la dirigente scolastica ha parlato di problemi tecnici, ma che l'istituto cercherà di accelerare i tempi per avere la fibra. Sicuramente questa vicenda dovrà concludersi in maniera positiva. Sentiamo cosa ci è stato detto. La scuola ha fatto tutto ciò che era in suo potere fare per poter garantire il diritto all'istruzione di questa studentessa. La dirigente scolastica dell'Istituto Sartor ha voluto spiegare lei stessa quello che in questi mesi la scuola ha fatto per Elena, anche agli studenti rimasti in classe durante la mattinata, mentre altri erano usciti per portare alla compagna la loro solidarietà. La scuola ha attivato il progetto di istruzione domiciliare, così come previsto dalla normativa, dal momento in cui i genitori hanno fatto richiesta dell'attivazione dell'istruzione domiciliare. In 12 giorni la scuola si è attivata, garantendo, come previsto da normativa, il massimo delle ore pomeridiane. Abbiamo però dei problemi tecnici dovuti ad una rete che non supporta questo tipo di attività, spiega ancora la dirigente, e non possiamo garantire un collegamento sincrono all'alunna. Non abbiamo una connessione che tenga al mattino. Abbiamo tante classi, abbiamo una rete che purtroppo dà grossissimi problemi. Già nella didattica normale tante volte si bloccano i registri e le attività degli uffici sono rallentate e non è possibile nemmeno collegare un router che vorrebbero dare loro al computer della classe, perché noi abbiamo chiaramente tutti i computer, i registri sono collegati al server nostro e quindi i professori non possono collegarsi. Le abbiamo concesso un'ora alla settimana calendarizzata. Viste le tempistiche troppo lunghe per il collegamento alla fibra finanziato dal Ministero, la scuola si è attivata direttamente. Io ho già sottoscritto ancora 10 giorni fa un contratto con una ditta esterna che chiaramente verrà pagato dalla scuola e quindi con un costo anche non indifferente per
poter avere la fibra. Nel momento in cui avremo la fibra non ci saranno più questi problemi di collegamento. Al fianco della dirigente scolastica per accelerare i tempi di attivazione anche il sindaco Marcon. E accelereremo la procedura perché stiamo cablando la città un po' tutta, anche in quelle zone che chiamano il fallimento di mercato. In quella del Sartor siamo prossimi, ora cercheremo di attivarci in modo tale di far, per quel che sarà nelle nostre possibilità, la dovuta pressione perché si acceleri. Sì, è incredibile, no? Di questi tempi con Skype e Zoom comunque ci si può collegare, quindi è una vicenda che deve essere risolta al più presto. Vediamo una notizia pubblicata dalla Nuova Venezia: Mestre morta per tumore avanzato. La procura indaga sulle diagnosi disposte all'autopsia sul corpo di una donna che si è spenta a fine novembre all'ospedale dell'Angelo dopo alcuni referti non convincenti da parte di un laboratorio privato. La prefettura di Padova ha rilasciato i dati relativi alle persone scomparse a Padova e provincia nel 2023. Ecco quante sono. A Padova e provincia sono state 186 le denunce di persone scomparse nel 2023. Di queste, 17 rimangono ancora inserite nella lista delle persone scomparse. 16 sono stranieri che spesso lasciano l'Italia per far ritorno al loro paese d'origine. Questi i dati diffusi dalla Prefettura cittadina nella giornata degli scomparsi istituita nel 2019. C'è parità di genere tra le persone che non si trovano più. Le denunce parlano di 93 uomini e 93 donne. Gli italiani scomparsi sono stati 111, di questi uno ancora è da rintracciare, mentre gli stranieri sono 85. Nel corso del 2023 risultano scomparsi in egual misura minorenni e maggiorenni, 93. Servizio di Francesco Rattai. Nel frattempo c'è tanta gente che non riesce ad andare all'estero perché è sprovvista di passaporto, nonostante abbia chiesto il rinnovo, nonostante abbia chiesto un nuovo passaporto, e molto spesso si tratta di ritardi dovuti proprio ad un accumulo di richieste durante la fase Covid. Sentiamo cosa ha detto una nostra telespettatrice di Tezze sul Brenta, che ha fatto diversi tentativi inutili per avere un passaporto che consenta di andare in paesi extra Unione Europea. Io da fine ottobre cerco anche tramite il comune di Tezze sul Brenta, anche tramite l'online, provare a cercare un appuntamento. Non è affatto possibile. Ho fatto 30-40 accessi con il SPID e non c'è verso di trovare posto. Deve rinnovare il suo passaporto Roxana Bidu, cittadina di origine romena residente a Tezze sul Brenta, per organizzare un viaggio in Norvegia per andare a trovare un'amica. La sua, come quella di moltissimi cittadini, sta diventando un'odissea, perché una volta entrati nella pagina passaporti online della Polizia di Stato succede questo. Quando ci sono le disponibilità dicono che non sono ancora visibili. Quando ci sono visibili esce errore pagina ed è finita là. E non si può prendere mai un appuntamento purtroppo, allora uno non ha la possibilità di prenotare. Un viaggio che va organizzato per tempo, ci spiega. Io faccio la badante e purtroppo per poter andare via per un tempo di un mese io devo dare un preavviso. Il preavviso non lo posso dare perché se non so neanche quando avrò il passaporto, non so neanche quando potrò andare via. Ha scritto una mail anche al commissariato di Bassano. Qual è stata la risposta? La risposta ha detto che loro non ci possono fare niente, spiegando anche la mia situazione di badante, del preavviso, del tutto il resto, e mi hanno detto che gli appuntamenti si prendono solo online e in qual caso che loro avranno un appuntamento preso da me, faranno in modo di darmelo prima possibile, però intanto lo devo prendere online e non c'è altro da fare. Ma online non c'è verso. E purtroppo continuano i maltrattamenti, le violenze domestiche. È stato arrestato un uomo a Jesolo che maltrattava la famiglia con atti persecutori e violazioni di domicilio, perché era stato già
allontanato, è stato arrestato per aver reiterato i reati e adesso è detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. E una donna molestata, maltrattata per 5 anni ha raccontato il suo calvario in un libro. L'ha intervistata Valentina Visentini. Un calvario iniziato nel 2018. Federica Fassina, 45enne padovana, ha smesso ormai di contare i mesi, gli anni e anche le denunce fatte nei confronti di quel vicino di casa che le ha reso la vita un inferno con le sue minacce e i suoi insulti, arrivando anche quasi ad investirla mentre passeggiava con la mamma. Ora il suo stalker, dopo 22 denunce, è stato arrestato. Federica sta ricominciando a vivere, ma ha deciso di raccontare, mettendo nero su bianco, la sua storia. Ero ancora forte, ero ancora la persona che ero prima, quindi quella che si poteva difendere. Pensavo che fossero solo piccoli screzi, magari di vicinato, se così vogliamo chiamarli. Da lì, piano piano, con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, si sono trasformati in un incubo, in una vita, come dico io, che non è vita. In un caso il vicino l'ha anche minacciata di morte mostrando una corda e dei sacchi neri e poi insulti e gesti volgari. I motivi di tale odio non sono mai stati resi noti. Federica però ha raccolto il suo dolore in un libro iniziato a scrivere nel 2019 di getto. Ho iniziato a scrivere, questa è una cosa che mi piace dirla, nel momento più buio, quando io ero proprio rinchiusa in casa, non dovevo cercare di inventarmi qualcosa per far passare il tempo, perché per me un minuto era come un'ora. Un'ora era come un giorno e un giorno era come un mese. Cioè il mio tempo non era lo stesso tempo delle persone normali, era come un macigno che dovevo trascinarmi dietro. E mi sono messa a scrivere nelle classiche note del telefono. Con il passare del tempo ho visto che questo scrivere comunque mi prendeva, era come uno scaricare anche, come se fosse un po' il mio diario personale. Dopodiché ho preso questa decisione perché sentivo sempre di più casi. I proventi delle copie vendute vanno in beneficenza allo IOV. Federica ha anche messo a disposizione la sua email e invita le donne a parlare e denunciare. Bisogna stare attenti. Se una cosa sembra un po' strana, se siamo un po' troppo guardate, magari di tenerlo annotato, di farlo presente a qualcuno. E non per puntare subito il dito, perché io ci tengo a sottolineare che non faccio di tutta un'erba un fascio, però di stare un po' attente, dirlo a qualcuno, oppure quando c'è questa persona che gira intorno, di non essere da sole. Alle prime manifestazioni di aggressività, di violenza, di pressioni, bisogna tagliare la corda. Questo è un consiglio che bisogna dare soprattutto alle ragazze. Dopo la vicenda di Giulia Cecchettin, la tragedia di Giulia Cecchettin, sono aumentati i controlli. Qui siamo in provincia di Padova contro la violenza di genere, controlli che hanno portato alla denuncia di 6 uomini per maltrattamenti. Perseguitava la compagna con cui aveva una relazione dal 2020, maltrattandola, tanto che la donna si è rivolta ai carabinieri al centro antiviolenza. Un 58enne di Piombino Dese è stato denunciato. Questa è solo una delle numerose storie di violenza di genere emerse dopo la tragica fine di Giulia Cecchettin. Il clamore mediatico ha spinto molte donne a denunciare. Nell'ultimo mese sono aumentati i provvedimenti messi in campo dopo le indagini dei carabinieri in tutta la provincia. A San Martino di Lupari è stato denunciato un 45enne per maltrattamenti fisici e verbali alla moglie, picchiata e insultata davanti al figlio minorenne. A Trebaseleghe un 54enne è stato denunciato perché perseguitava e pedinava la sua ex. Ad Abano Terme un 27enne continuava a pedinare la sua ex nonostante un divieto di avvicinamento. A Boara Pisani denunciato un 48enne che picchiava la moglie. Infine a Montagnana è stato disposto il divieto di avvicinamento per un 39enne responsabile di maltrattamenti alla compagna. I carabinieri ricordano i numeri di emergenza da contattare, il 112 o il numero 1522 per rivolgersi ad un centro antiviolenza. Intanto è stato indagato un macchinista veneziano per lo scontro fra treni avvenuto domenica sera a Faenza. È giallo su questa retromarcia e da qui partiranno le indagini.
La procura di Ravenna ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto un 44enne veneziano per disastro ferroviario colposo. È uno dei 2 macchinisti coinvolti nello scontro tra treni, un regionale e un Frecciarossa, avvenuto domenica sera poco dopo le 20 a Faenza, lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nelle campagne tra Forlì e Faenza. Secondo una prima ricostruzione, il Frecciarossa diretto a Venezia Santa Lucia era fermo e ha iniziato a retrocedere per inerzia vista la pendenza della tratta, colpendo però, anche se a bassissima velocità, il regionale fermo al semaforo. La cabina del convoglio ad alta velocità si è accartocciata, ma il fatto che il mezzo sostenesse una velocità bassa ha evitato una tragedia. Il bilancio infatti è di 17 passeggeri feriti, ma molti di loro hanno riportato solo qualche contusione. A bordo del Frecciarossa anche 9 ragazzi componenti di un'orchestra giovanile di Montebelluna. Abbiamo preso tanta paura, hanno detto, ma siamo salvi. Uno degli obiettivi delle indagini sarà quello di capire la causa. L'errore umano e il guasto meccanico saranno tra le prime ipotesi da esaminare. Al momento non si procederà per lesioni colpose, visto che il ferito più grave ha riportato una prognosi di 30 giorni. Quindi si tratta di un reato procedibile solo a querela. I mezzi sono stati sequestrati entrambi. Andiamo a Treviso, dove c'è il processo d'appello per l'omicidio di Borgo Capriolo. Branko Đurđević, accusato di aver ucciso lo zio Joko e aver tentato di ammazzare anche 2 suoi parenti, si è visto ridurre la condanna da 29 a 23 anni. Oltre allo zio Domenico Đurđević, il 38enne Branko Đurđević non tentò di uccidere anche la moglie della vittima, Vera Ola, e il genero Giampiero Petricciolo. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Appello di Venezia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato difensore Alessandra Nava. Cadono dunque 2 pesanti imputazioni per i fatti di Borgo Capriolo dell'8 febbraio 2021, costati a Đurđević una condanna a 29 anni di reclusione, pena ridotta in appello a 23. Noi già in primo grado avevamo sostenuto, avevamo evidenziato che non vi era alcun elemento che potesse suffragare questa contestazione supplementare, rispetto a quella di omicidio. Naturalmente aspettiamo le motivazioni della sentenza che verranno pubblicate fra 45 giorni. La riduzione dei 6 anni credo che riconduca comunque in termini di proporzionalità rispetto alla contestazione principale, che è quella dell'omicidio volontario e poi dell'arma clandestina, dell'utilizzo dell'arma stessa, però le ragioni dell'impugnazione erano anche altre. La parte civile aveva chiesto la reintroduzione dell'aggravante della premeditazione per il delitto di Joko Đurđević, ma l'istanza è risultata inammissibile. Altri passaggi relativi a nuovi testimoni e perizia balistica li ha chiesti la difesa senza riscontro, ma per l'avvocato Nava l'esito dell'udienza d'appello rimane comunque soddisfacente nell'ottica di definire davvero cosa accade quel pomeriggio. Prendiamo atto che un altro tassello è stato messo al suo posto rispetto alla prospettazione difensiva iniziale, che è stata quella di non aver avuto alcuna volontà omicidiaria e neanche di ferire o tentare di uccidere nessun altro. Allora, tra poco andremo in diretta a Bassano del Grappa, dove è in corso una conferenza stampa della sindaca Elena Pavan. In attesa di collegarci vediamo un titolo del Corriere delle Alpi: abbatte la bibliocabina, sfascia 4 auto e fugge, caccia al pirata della strada di Feltre. I carabinieri sulle tracce di un automobilista protagonista della notte brava alle porte del centro, all'angolo tra via Mazzini e via Monte Cima. Vittime di reato, 12 persone in 3 mesi si sono rivolte allo sportello di accoglienza, cura e supporto a servizio di tutta la provincia di Vicenza. Fra le truffe ricorrenti, le cosiddette truffe emotive. Bisogna fare molta attenzione. Sentiamo.
Sono state 12 le persone che in 3 mesi dall'apertura si sono rivolte al Centro per l'accoglienza, la cura e il supporto alle persone vittime di reato di Vicenza. Servizio che fornisce ascolto telefonico, accoglienza, supporto emotivo, informazioni legali e orientamento ai servizi del territorio. Dei primi 12 utenti che hanno avuto accesso, il 70% sono donne, l'età media tra i 40 e i 45 anni, e i motivi per cui si sono rivolte allo sportello di via Porto Godi hanno riguardato aggressioni, separazioni difficili e truffe emotive. Truffe emotive cosa si intende? Significa che alcune persone appunto hanno dei legami affettivi molto forti con altre, però poi succede, come dire, che vengono sottratte economicamente, vengono manipolate, vengono raggirate e magari appunto hanno avuto di furti, delle sottrazioni di soldi dai conti, ecco, senza saperlo. Ecco. Si usa questo termine perché le persone sono molto legate affettivamente, fanno fatica a rendersi conto e magari anche a denunciare perché non vogliono credere, insomma, alla situazione. La vittima di reato è una persona che ha subito un danno anche fisico, mentale o emotivo o perdite economiche causate direttamente da un reato. Il centro, gestito da Tangram, che partecipa al tavolo della giustizia riparativa ed è finanziato da Cassa delle Ammende e dalla Regione, si avvale di figure diverse che vanno da psicologi a legali a educatrici. Uno sportello per tutte le vittime di reato, a prescindere dal tipo di reato, che vuole essere un punto di accoglienza, un punto informativo, un punto dove le persone possono rivolgersi per capire se sono vittime di reato, avere informazioni legali, avere un supporto psicologico e cercare appunto di poter anche affrontare la situazione che stanno vivendo. Allora si avvicina il Natale, ci sono già tanti villaggi natalizi in quasi tutte le nostre città, però ci sono anche coloro che vanno all'interno delle casette di Natale per rubare alimentari e quant'altro. E in particolare a Vicenza le casette sono bersagliate da raid notturni e i gestori preoccupati ovviamente chiedono una maggiore sorveglianza. Una mattina la mia collega, mentre stavo facendo delle spese, è arrivata qua e ha trovato il vetro qua davanti crollato qua per terra e abbiamo il fondo cassa che era qua dentro, cioè questa cassa qua proprio non c'era più e per fortuna avevamo ovviamente tolto il più grosso, c'era qualche moneta, niente di importante. Ancora furti e danneggiamenti, ancora una volta gli obiettivi le casette di Natale in legno che addobbano il centro storico. Dopo la prima, quella in Corso Palladio, è stata la volta di quelle in Piazza Biade. In meno di una settimana sono state 5 le casette depredate. Obiettivo gli spiccioli in cassa e la merce depositata. Non è ancora chiaro se siano stati atti di vandalismo o compiuti da qualche malvivente. L'effetto però rattrista l'atmosfera natalizia. Preoccupata lo sono un po' perché abbiamo cose anche di valore, insomma. No, il brutto è che se capita che ti aprono, entrano, fanno danni. Il giorno dopo, alla mattina viene, trova la casetta che è aperta, che come le ragazze che hanno rubato la cassa, gente sta anche male, magari anche i signori che hanno preso anche paura, e anche il signore Bruno che fa il vin brûlé, quello, ieri durante il giorno sta scaricando la macchina, è passato uno, ha preso il cellulare e è scappato via. Anche i signori qui di fronte hanno subito il furto, noi siamo arrivati da ieri, perciò spero bene, però... Cosa serve in più secondo lei? Ma hanno aumentato la sorveglianza, hanno detto, speriamo. Beh, penso che Vicenza abbia bisogno di un po' più riguardo verso determinate tipologie di persone, soprattutto ultimamente, che cioè, è strano che essendo una città così piccola sia comunque, tra virgolette, non pericolosa, però ridotta, insomma, dalle 8 in poi ridotta in una certa maniera. Quindi forse più controllo, anche forse più aiuto. È una buona notizia che ha dato la Tribuna di Treviso. Abbiamo sentito prima il servizio sulla ragazza che non poteva avere la DAD e invece ha vinto la sua battaglia, avrà la scuola a domicilio perché lo ha detto, l'ha annunciato stamattina la Presi, l'aveva anticipato anche a noi, ma insomma è confermato che arriverà la fibra. Andiamo avanti con la cronaca perché Focus TG di cronaca in particolare si occupa da tutte le nostre province, una serie di furti ai supermercati e ai centri commerciali. La polizia in questo caso ha identificato gli autori e questo è successo a Vicenza.
Serie di furti tra supermercati e centri commerciali. In zona Laghi, un 42enne cittadino del Marocco, regolare con le norme di soggiorno per gli stranieri, è stato sorpreso da un addetto antitaccheggio con merce varia che non aveva pagato. In attesa dell'arrivo della polizia aveva cercato di rimuovere con le mani nude i dispositivi antitaccheggio di alcune bottiglie di liquori. Non riuscendoci, aveva preso un carrello mettendo all'interno una decina di bottiglie di alcolici, tranciando i dispositivi antifurto con un coltellino multiuso. L'uomo con precedenti è stato bloccato dagli agenti, che hanno anche accertato che all'interno dello zaino aveva già riposto alcune confezioni di cioccolatini e altre bottiglie di superalcolici, il tutto per un valore di oltre 250 euro. L'area furtiva è stata riconsegnata al direttore del supermercato e il coltello sequestrato. L'uomo è stato denunciato per furto e nei suoi confronti è scattato un avviso orale. Sempre ieri la volante della questura è intervenuta anche presso un altro noto centro commerciale di Vicenza, dove una guardia giurata addetta al servizio di antitaccheggio stava trattenendo sul posto l'autore di un furto consumato da poco. Gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato un cittadino nigeriano di 44 anni, in Italia senza fissa dimora, che aveva fatto scattare l'allarme una volta oltrepassate le casse. L'uomo aveva regolarmente acquistato alcuni alcolici, mentre il giubbotto che indossava, del valore di circa 50 euro, risultava ancora con la placca antitaccheggio e non pagato. La merce rubata è stata restituita al proprietario dai poliziotti. L'uomo con precedenti è stato denunciato per furto. A proposito, una notizia appena pubblicata dal giornale di Vicenza: svaligiata una villa a Monteberico, spariti gioielli e orologi per 200.000 euro. Ancora furti in abitazione, andiamo a Campagnari di Tezze sul Brenta, dove i residenti in un appartamento si sono trovati faccia a faccia con i ladri. Sentiamo. Faccia a faccia con i ladri è la disavventura vissuta nei giorni scorsi da una coppia che vive in un appartamento di Campagnari di Tezze sul Brenta. A raccontarlo alla redazione di Rete Veneta è un nostro telespettatore che ha inviato una segnalazione al numero WhatsApp 340 321 8379. Le vittime sono i vicini di casa, una signora anziana che vive in una villetta e la coppia che abita in un appartamento del suo condominio, che al rientro in casa poco prima delle 20 si è trovata faccia a faccia con il ladro, come il nostro telespettatore ci racconta al telefono. Ha cominciato ad urlare, ecco, il marito della signora anche egli ha urlato e ha tentato di inseguire il ladro che fuggendo anche verso un cacciavite che è servito per aprire gli infissi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Numerosi i danni in casa, ingente anche il bottino, circa 5.000 euro. A crescere la grande paura di non sentirsi sicuri in casa neppure all'ora di cena. Agiscono in al tramonto e in orari comunque sia dove la gente comunque è presente o nelle case, nelle proprie abitazioni o comunque sia sta rientrando, quindi sì, c'è preoccupazione. Allora, andiamo in diretta a Vassano del Grappa, dove è in corso la conferenza stampa della sindaca Elena Pavan e del vice sindaco Zonta. Sentiamo di cosa si tratta. Insomma, verso una cosa, quando i passaggi sono stati fatti con la città, con le associazioni di categoria, con le associazioni culturali all'interno dei tavoli politici, secondo me dopo... Voi vorreste arrivare ad una decisione, a una scelta prima della chiusura della... Per me ha senso. Almeno individuare la strada che la città vuole percorrere. Corretto, anche perché, ripeto, siamo stati la prima amministrazione che ha posto in essere degli atti concreti necessari ad agire, quindi penso che sia giusto esprimere un'idea su questa cosa. Voi non esprimerete una preferenza comunque? Oggi no. Oggi no. Quando? Eventualmente. No, quello che abbiamo detto prima, cioè se deve fare... Nel senso, loro esprimeranno una preferenza loro di giunta, intendo. Allora, nel recepire questa relazione non si esprime nessun tipo di preferenza. Chiaro che abbiamo anche noi cominciato a ragionarci, nel senso che quello che sembrava il percorso più scontato, no? Quello del cuore, cioè davanti a questa situazione, merita una riflessione.
Ripeto, quello che è corretto fare, visto che si cambiano anche un po' degli scenari, no? Delle prospettive, è corretto ascoltare la città e condividere e maturare insieme questa decisione, questa scelta. Posso chiedervi, voi avete detto giustamente, siamo i primi che fanno un atto concreto per trovare qualcosa, tutti quelli che vi hanno accusato fino adesso invece di aver fatto milioni di consulenze per non arrivare a niente? No, lo dico solo che adesso allora è sempre, questo quello vuoi per me è un disco rotto, ma lo dico tecnicamente, non lo dico neanche da politico. Cioè, se tu non hai qualcuno che ti propone delle idee, cosa vuoi metterti? Cioè, allora voglio dire, non mi permetto neanche io, che vivo da 40 anni, da 40 no, ma 30 anni ormai nel settore, di fare delle valutazioni, perché la mia idea potrebbe essere: ma se tu non hai gente esperta che ti propone e ti fa qualcosa, è chiaro che li devi pagare. Cioè, cosa pensi che una consulenza, chi è che non si fa, chi è che nella vita lavora per niente? Ma ripeto, se tu allora voglio dire, una consulenza così non è che la può fare il comune, la fai fare all'esterno, e se vuoi avere delle idee, magari probabilmente se noi non avessimo mai dato sta roba qua all'esterno avremmo parlato all'infinito dell'astra, non astra, questo e quello. Adesso c'è un documento che dice: se vuoi fare l'astra è così, vuoi farlo di là e colà. È chiaro che va affinato questo, ed è chiaro, come ha detto il sindaco, che la scelta non è solo una scelta basata su 16, 21, 34 a numeri della tombola, ma è chiaro che se tu non hai qualcuno che ti dà degli input, ti dice: guarda, questa sarebbe la cosa, cioè, per fare questo. E che voi, fra l'altro, se andate a vedere l'idea del Genius Center, al di là della parte iniziale che doveva dare pure degli input e che è stata pescata, l'hanno pagata loro. Noi abbiamo pagato una consulenza sul Genius Center e Mazzini, e questa non è che abbiamo speso miliardi. Credo che una città che gira tra spesa corrente e spesa in conto capitale gira qualcosa come 50 milioni di euro all'anno. Di più. Per spendere, perché abbiamo speso in 3 anni quanto? 150.000 euro, vabbè. E comunque questo tipo di documento è un documento necessario, cioè previsto dalla normativa, non è aver avuto l'idea balzana di dare fuori a qualcuno un quesito per esplorare, cioè questo è un documento previsto dalla legge. Ecco, allora quello che come si chiama? Quello che la legge aiuta, ma ha imparato e va a sostegno della domanda che fa Barbara, è che il legislatore prevede questi documenti e autorizza i comuni a pagarli, per cui sarebbe stato anche il documento sulla Mazzini o cos'era, Polo Santa Chiara giustificato. Allora non lo era perché il codice degli appalti non lo prevedeva, adesso lo prevede, è perché il legislatore non vuole più che un comune si metta lì a dire: ma faremo una roba, butto lì 10 milioni di euro. No, tu fai e ci metti i soldi perché qualcuno di esperto ti ha detto che quelli sono i soldi, e se no partiamo da 5 e andiamo a 50, partiamo da 10 e andiamo a 300. Questo ti permette di fare i passaggi, che è quello che niente poco, scusatemi se mi dilungo, ma è quello che fa un privato. Cioè un privato, sai che quello che costruisce un capannone e dice, ah, ma si potrebbe costare 5, no, privato va lì e dice: il capannone costa 5, i macchinari costa 10, questo costa 30, investo 20 milioni di euro, e dopo va dai suoi amministrativi e dice: 20 milioni di euro vendendo patatini, sacchetti di patatine a €1 l'una, quanti anni che vuoi per tornare? Che vuoi 4 anni, investimento valido, ci vogliono 10 anni, ciappa investimento e metti nel cassetto. Questo è, finalmente il pubblico è arrivato ad avere queste robe qua e non avere gente che chiacchiera. Cioè qua sono buoni tutti. Scusa, capito una cosa, nel Polo Santa Chiara, insomma, Santa Chiara, quanti posti sono previsti? 732. No, in realtà era 732 anche l'ipotesi quella delle piazze. Sì, no, piazze. Le piazze, se vuoi sedere 800, se vuoi fare in 800, sì, ma che mi sembra molto, forse no, non lo so, forse secondo me sì. L'ingresso principale quali sarebbero? Allora, dal vicolo, da via da Ponte. Ah, ok.
Si potrebbe entrare comunque anche dalla parte quella degli scivoli, avrebbe un doppio ingresso sicuramente, diciamo che entri da dietro. Entreresti, sì, esatto, da dietro scendendo dal viale delle Fosse, no? E poi si ritrova un camion in mezzo per cui a scaricare materiale. No, ma quando che è spettacolo il camion si anda via. Non sta a credere. Proviamo, va bene. Come eravamo abituati a fare. Allora, la sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavana, il vice sindaco Zonta, sulle ipotesi del teatro cittadino, l'Astra con un nuovo l'Astro, oppure un nuovo teatro nella Parca Piazze, oppure, come avete sentito, un nuovo teatro nel polo museale di Santa Chiara. Queste sono le tre ipotesi e questa era la presentazione dello studio del documento sulla fattibilità del teatro. A questo punto direi, con Toni Esposito, Mattia Pizzaia, Nadia Brazzo in regia, andiamo in pubblicità proprio 2 minuti. State con noi, ancora tante storie, tanta cronaca, tanti collegamenti con i nostri colleghi sul territorio. A tra poco. Avete sentito 3 le ipotesi per il teatro cittadino di Bassano del Grappa. Torniamo in diretta da Monica Smidele con la sindaca Elena Pavana. A te, Monica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo in diretta dal municipio di Bassano. Avete visto, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dello studio di fattibilità per le 3 ipotesi del teatro cittadino. Con me appunto il sindaco Elena Pavan. Quali sono le 3 ipotesi sul tavolo proposte dai tecnici? Buongiorno, le proposte analizzate sono state 3. Questo tipo di documento è, in base al nuovo codice degli appalti, un documento necessario che sicuramente ci serve per capire con contezza quali sono le alternative, le possibilità per dotare la nostra città di un teatro cittadino. Primariamente è stato preso in considerazione il teatro Astra, lo storico teatro della città. Sono state anche ipotizzate 2 costruzioni ex novo, nel senso in 2 siti, uno è quello del parcheggio alle piazze e l'altro sito, il terzo che si è considerato, è il cantiere dell'ex polo Santa Chiara. Anche in questo caso si verrebbe a realizzare una costruzione ex novo. Queste le 3 ipotesi. Sappiamo benissimo, sindaco, che il cuore dei bassanesi va verso il teatro Astra. Va anche detto che ci sono delle problematiche di tipo tecnico che sono emerse dallo studio degli ingegneri. Poi appunto invece la valutazione sulla costruzione di un nuovo teatro. I costi in ogni caso sono molto importanti. Nel pubblico, ahimè, per fare grandi opere servono risorse veramente ingenti. La città ha bisogno di un teatro, questo lo sappiamo, ce lo siamo detto tante volte. Bisogna poi anche avere il coraggio nel realizzare, di sapere che cosa si va incontro. Chiaro che per realizzare un teatro, qualsiasi opera, è doveroso che l'ente pubblico vada a caccia anche di contributi per abbattere la spesa che poi andrebbe a ricadere sui cittadini. Quanto costano i teatri nelle 3 ipotesi? Allora, la sistemazione del teatro Astra, con molte complicazioni di recupero e anche con uno spazio che probabilmente non andrebbe a soddisfare appieno tutte le esigenze di un teatro moderno e come richiede la nostra città, si ammontano a circa 21 milioni di euro. Diversamente il teatro alle piazze è stato stimato sui 16 milioni di euro. Chiaro che questo sarebbe il più congeniale, il più funzionale, quello con tutti gli spazi adatti alla tecnica, adatti all'allestimento del palco, al numero di poltrone ottimale per la nostra città, che si aggira tra i 700 e 800 posti. Parimenti lo stesso tipo di volume troverebbe spazio all'interno del cantiere dell'ex polo Santa Chiara. In quel caso, con le stesse caratteristiche, però costerebbe circa 2 milioni di euro in più rispetto alle piazze,
quindi si attesterebbe sui 18 milioni di euro, e questo perché occorrerebbe intervenire in parte su quello che oggi esiste già con demolizioni parziali e creando la suoletta per portare al piano zero, a livello zero, quello spazio. Quello del teatro è un tema decisamente molto sentito in città, se ne parla da molti anni. Adesso inizierà un percorso di condivisione con i cittadini bassanesi che partirà il 12 di gennaio, Sindaco, con la presentazione dello studio che è stato mostrato e presentato questa mattina. Diciamo che finalmente abbiamo un documento concreto che ci dice quali sono le possibilità e le prospettive, e che rispetto a quello che era il luogo dalla maggior parte dei bassanesi deputato come anche il futuro teatro della nostra città, ovvero sia l'Astra, apre comunque a dei ragionamenti, anche forse a qualche scenario di tipo diverso. Quello che desideriamo è presentare alla cittadinanza, alle associazioni culturali, agli appassionati questo studio. Questo avverrà il 12 di gennaio alle 17:30 in sala Chilesotti, per cominciare a stimolare il dibattito, capire qual è il sentimento della cittadinanza rispetto a quella che sarà la decisione da prendere. Da Bassano del Grappa, dal municipio è tutto. Io ringrazio il sindaco Elena Pavan e restituisco la linea allo studio. Grazie a voi, Monica Smider, la sindaca Pavan. Vediamo un'operazione, importante operazione della Guardia di Finanza di Treviso con sequestro di sigarette. Sentiamo. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso, 3 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate, il bilancio è di 2 persone arrestate e anche ovviamente il camion che le trasportava è sotto sequestro. Capitano Leonetti, di che operazione parliamo? Si tratta di uno dei sequestri più rilevanti avvenuti su strada di tabacchi lavorati esteri importati in contrabbando nel territorio nazionale. Abbiamo intercettato il mezzo al casello autostradale di Venezia Est e dopo aver analizzato la documentazione di viaggio esibita dai conducenti ci siamo resi conto che dietro un carico di pannelli in faggio erano occultati ben 3 tonnellate di tabacchi che viaggiavano presso una località non ben precisata della regione Campania. Da qui sarebbero stati immessi in consumo nel territorio nazionale in totale evasione d'imposta che abbiamo allo Stato quantificato in circa 570.000 euro tra accisa e IVA evase. Sono state arrestate 2 persone. Abbiamo arrestato i 2 conducenti che sono stati ritenuti responsabili del trasporto illegale e che dovranno ora rispondere del grave reato di contrabbando. Capitano, che riflessione possiamo fare alla luce di questa attività? Il controllo del territorio attraverso un serrato pattugliamento su strada è fondamentale. Questo sequestro dimostra altresì che il territorio veneto è zona di transito dei principali traffici illeciti che interessano il territorio nazionale, questo per la vicinanza al confine italo-austriaco e italo-sloveno. È davvero molto intensa l'attività delle Fiamme Gialle, è intensa anche l'attività di coloro che cercano di fermare i maltrattamenti degli animali. Purtroppo c'è un rapporto sulle zoomafie da cui risulta che questi reati contro gli animali sono in aumento. Sentiamo Anna Maria Paresi. Numeri preoccupanti e allarmanti, quelli diramati dal rapporto Zoomafia in Veneto 2023 per l'anno 2022, un'indagine della LAV con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponetto, padre dell'antimafia. Con me per parlare della questione Ciro Troiano, criminologo, volontario LAV in questo caso. Buongiorno. Buongiorno.
Dunque, numeri preoccupanti, dicevo, perché io qui ho una lista in merito anche al numero degli indagati e vedo che c'è Vicenza capolista con 92 indagati, segue Verona con 81 indagati in Veneto e quindi Padova al terzo posto, quarto posto Treviso e segue poi Venezia e quindi Rovigo e infine Belluno. Numeri che parlano di come gli animali vengano utilizzati clandestinamente dalle mafie. Questo è un rapporto che è stato stilato anche con l'ausilio di tutte le procure del Veneto, ma come è partita questa indagine 5 anni fa? No, da premettere che i dati analizzati riguardano tutte le forme di maltrattamento di animali, anche quelle comuni, quindi non soltanto quelle perpetrate da gruppi organizzati o da vere associazioni malavitose. Analizziamo appunto lo sfruttamento degli animali nelle varie forme più diverse. Questo rapporto nasce appunto con l'intento di analizzare la situazione a livello nazionale e con approfondimenti poi regionali. Adesso qui parliamo del Veneto, ma altrove parliamo di altre regioni. Sicuramente i numeri ci dicono una situazione importante, parliamo nell'intera regione di 673 denunce, quindi sicuramente un numero considerevole, ancorché rispetto all'anno precedente, quindi al 2021, registriamo una diminuzione del 30% dei casi. Questo non significa però che la diminuzione corrisponda a una oggettiva ed effettiva diminuzione delle forme di maltrattamento di animali, ma semplicemente che c'è stata una minore attività investigativa. Ecco, io le chiedo una cosa, ma come vengono utilizzati dalle mafie gli animali e perché? Perché comunque sono una forma di introito di denaro, anche come lavatrice del denaro sporco. Sì, allora non parliamo soltanto di criminalità organizzata, ma la criminalità organizzata ha capito che attraverso varie forme di maltrattamento degli animali, dal traffico di fauna selvatica al traffico di cuccioli, addirittura in alcune zone al bracconaggio, c'è la possibilità di introiti e anche forme di riciclaggio. Basti pensare al traffico di cuccioli, che vede per la sua posizione geografica questa regione una delle regioni più attive, perché abbiamo a che fare con animali che vengono importati clandestinamente dai paesi dell'est e quindi inevitabilmente passano per il Veneto. Appunto vede questo fenomeno una vera e propria diciamo così, macchina di riciclaggio di denaro. Ecco. Senta, in velocità, quali le razze che vengono utilizzate maggiormente dalla criminalità organizzata? Per il traffico di cuccioli, tutti i cuccioli di razza, perché questa mania delle persone di possedere un cucciolo di razza, laddove i nostri canili sono pieni anche di cani di razza, perché poi questi animali, una volta che vengono acquistati, la gente poi se ne disfa, li abbandona, vengono abbandonati. Naturalmente il messaggio chiaro che avete lanciato al governo di intervenire nell'immediatezza, come? Noi auspichiamo una modifica del sistema di tutela penale degli animali, non soltanto dal punto di vista sanzionatorio, ma dando la possibilità, che comunque occorre rivedere le pene e adeguarle alla capacità offensiva di questi crimini, ma dando strumenti maggiori alla polizia giudiziaria, attività investigative, anche a forme di mantenimento degli animali sequestrati, perché una volta che sequestri gli animali, come li fai a mantenere? Non li puoi mettere in un garage tipo una macchina, quindi creare tutto un sistema di normativo ma organizzativo che possa permettere appunto la messa in sicurezza dell'animale e garantire loro una vita degna. Grazie, adesso la palla passa naturalmente al Parlamento. Questa di fanpage, addirittura non in Italia per fortuna, ma in Corea del Sud, allevamenti di cani destinati alla macellazione. Vediamo una parte di questa inchiesta importante da parte di fanpage.
davvero maltrattamenti indicibili contro queste povere bestie. Vediamo a Belluno, andiamo a Belluno, dove è a rischio il servizio delle ambulanze della SEAS di Comelico di Cadore, che opera a supporto della base del SUEM 118 di Pieve. Se entro la fine dell'anno non arriverà l'accreditamento della Regione, SEAS dovrà fermare i suoi 3 mezzi. Vediamo. Non abbiamo avuto risposta dalla Regione Veneto ancora, già 1 anno e mezzo che stiamo aspettando una risposta, dopo averli sollecitati parecchie volte con mail e telefonate. Senza accreditamento regionale, SEAS Ambulanze Comelico Cadore rischia di vedersi stoppare senza apparente motivo il servizio di supporto che viene svolto ininterrottamente sul territorio da 45 anni. In supporto sia alla centrale operativa del SUEM di Pieve di Cadore che per il trasporto secondario per le persone che hanno necessità. La data che SEAS guarda con apprensione è quella del 31 dicembre, fino ad oggi dalla Regione per il tramite di Azienda Zero solo silenzio. Non puoi esercitare quello che fai, cioè il volontariato in ambulanza, senza l'accreditamento della Regione Veneto, quindi è una specie di patentino che viene dato alle associazioni, serve l'accreditamento, però così noi ad oggi non sappiamo ancora nulla. Il timore più che fondato è che all'esperienza pluridecennale dei volontari bellunesi che lavorano fianco a fianco con il sistema sanitario si voglia optare per l'appalto del servizio a cooperative o società esterne a scapito del territorio. Fa del male in primis al malato, al paziente, alla persona che ha bisogno di questo servizio e che non potrà averlo perché magari dietro c'è una figura a cui magari non ha altri interessi e quindi mettono da parte un po' le associazioni che fanno questo lavoro e ce ne sono tantissime associazioni, Provincia di Belluno ce ne sono e che lo fanno diciamo col cuore, perché siamo volontari, non siamo professionisti, siamo volontari, lo facciamo a titolo gratuito in tutto e per tutto. Il presidente della SEAS ha contattato personalmente sindaci e rappresentanti politici per capire se vi è modo di sbloccare la situazione. Non lasciateci soli, l'appello di Fabrizio Sarenti. Un appello alla persona che in questo momento ha le nostre pratiche in mano. Si metta la mano sulla coscienza e provi magari a pensare che domani o un domani potremmo andare a prendere un suo parente che ha estremo bisogno e non c'è un'ambulanza per poterlo andare a prendere. Ecco, io spero veramente che qualcosa si muova e veramente stiamo incrociando le dita perché non ci resta altro, veramente non ci resta altro. C'è un progetto finanziato con i fondi del PNRR che prevede l'inclusione dei disabili. Sentiamo. È una formula diffusa, quindi impatta su tutto il territorio dell'ex ULS 9, quello dei 37 comuni dell'ambito, e quindi mette in gioco diverse competenze della rete Interagendo. Un progetto ambizioso che coinvolge tutto il territorio. 715.000 euro di fondi PNRR che verranno sbloccati a mano che i vari step del percorso verranno attuati e che aiuterà 32 giovani adulti con disabilità a diventare autonomi, con l'obiettivo, tra gli altri, di inserirsi nel mondo del lavoro attraverso anche esperienze di co-housing. I ragazzi vivranno insieme esattamente come all'università, in piccoli gruppi, sperimenteranno le loro autonomie e poi c'è la terza fase che invece vedrà 24 persone, 24 posti, che è quella invece lavorativa. PNRR prevede che le skills che vengono richieste ai ragazzi siano prevalentemente in ambito informatico. Dalle competenze di base, che possono essere proprio le attività domestiche, imparare a cucinare, imparare a farsi una lavatrice, imparare a pulire adeguatamente gli ambienti della propria casa, dalle pulizie ordinarie a quelle straordinarie, ma anche la gestione che va oltre l'aspetto domestico e quindi l'organizzazione del proprio tempo. Programma che vede la sinergia tra comuni con Treviso come capofila e la rete Interagendo, che raggruppa l'ULS 2 e gli enti del terzo settore. Abbiamo fatto fiorire quello che è un lavoro di tessitura tra diversi soggetti, con l'azienda sanitaria, con il SIL, l'inclusione lavorativa, con i comuni, e piano piano ci siamo in questi anni preparati e quando è arrivato PNRR eravamo pronti. Non tutti sanno chi sono i lavoratori in somministrazione, peraltro sono mobilitati e stanno per scioperare. Vediamo perché.
Non è più accettabile che nel 2023 manchino tutele di base come per esempio maternità, malattia o infortunio, e se la trattativa per il contratto nazionale di categoria non si sbloccherà non è escluso lo sciopero. È il messaggio che arriva da Mestre, dal primo attivo unitario interregionale di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dei lavoratori in somministrazione. Come categorie abbiamo sentito l'esigenza di intraprendere un percorso di mobilitazione attraverso gli attivi che proseguirà con delle assemblee nei luoghi di lavoro in modo da informare i lavoratori e le lavoratrici somministrate presenti nei vari territori di quello che sta succedendo al loro settore di appartenenza. Settore che è per definizione precario, quindi instabile, quindi molto difficile e che ha bisogno ancora di più di tutela rispetto a molti altri settori più strutturati presenti all'interno del mercato del lavoro. La somministrazione di lavoro è la fornitura di personale da parte di agenzie autorizzate ad un terzo soggetto, per esempio delle aziende. Il lavoratore è quindi assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso altri. Stiamo parlando per l'anno in corso, dati sono di giugno del 2023, di 67.000 contratti già attivati per quanto riguarda la somministrazione. Molte aziende di eccellenza utilizzano la somministrazione in modo massiccio, non sempre in modo corretto e non sempre col giusto rispetto per quello che sono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. CGIL e Cislewil denunciano l'interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di categoria da parte dell'associazione datoriale dopo 16 mesi di incontri e rilanciano le proprie proposte a partire dalla parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione rispetto a chi è assunto direttamente dall'azienda. Tante volte la parità di trattamento viene dimenticata e l'Agenzia per il Lavoro, che è il loro datore di lavoro, non fa nulla affinché questo non avvenga, anzi. Sono state inserite nel bilancio della Regione del Veneto le proposte del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco per dare un sostegno concreto alle necessità sanitarie di molte famiglie del Veneto. Sentiamo la nostra redazione di Bassano. Da una parte il farmaco salvavita per bambini diabetici, dall'altra lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale per tutti i nuovi nati in Veneto. 2 proposte di grande importanza per tante famiglie, 2 ottimi risultati per i veneti. Avevo presentato 2 importanti mozioni. La prima riguardava il Baqsimi, che è un importante farmaco salvavita per i bambini diabetici. Avevo chiesto di renderlo gratuito dopo che l'AIFA l'aveva declassificato dalla fascia A alla fascia C, e l'altra mozione riguardava l'estensione dello screening neonatale per la SMA per tutti i bambini nati in Veneto. Le proposte del vicepresidente del Consiglio Veneto hanno trovato un'immediata risposta positiva da parte della Giunta regionale. Oggi, proprio nella fase di discussione del bilancio, la Giunta regionale ha dato la prima importante risposta, quindi sono particolarmente felice perché sono stati stanziati i primi 700.000 euro, quindi possiamo dire che tutti i bambini in Veneto che utilizzano il Baqsimi potranno averlo gratuitamente, quindi insomma questo penso sia veramente una risposta importante a tutte le famiglie. Il farmaco salvavita inserito nella lista dei medicinali a pagamento dall'AIFA sarà quindi coperto dalla Regione, ma non è di minore importanza lo screening neonatale sull'atrofia muscolare spinale. È una malattia molto debilitante e quindi sappiamo benissimo che se si interviene fin dai primi giorni di vita si può migliorare le condizioni di questi bambini. Quindi il Veneto anche questa volta ha dimostrato di essere all'avanguardia, ma soprattutto di essere vicina alle persone malate e ovviamente a chi veramente ne ha bisogno. Altro breve stacco pubblicitario e torniamo subito. Mancano meno di 5 mesi all'adunata nazionale delle penne nere a Vicenza del 2024 e ieri in Regione è stato costituito il Comitato d'Onore. Prosegue il percorso verso l'Adunata Nazionale degli Alpini 2024 che oggi a Venezia aggiunge un altro passo ufficiale. A Palazzo Balbi è stato firmato il documento di adesione al Comitato d'Onore della massima manifestazione alpina che si terrà a Vicenza dopo 33 anni dal 10 al 12 maggio. Attese oltre 500.000 di persone, per cui la Regione e il Comune hanno messo paritariamente oltre 600.000 euro di investimenti. Sarà una manifestazione che vorrà dare un messaggio di speranza ai giovani all'insegna del rispetto delle donne. Costruire qualcosa di positivo e di attenzione nel rispetto del genere femminile.
che per noi è fondamentale, perché guardate che gli alpini, le donne le hanno come principio sempre rispettate. La mamma amorosa, la figlia, sono cose che per noi hanno un valore importante. Adesso, tra l'altro, al nostro interno, con l'avvento del servizio volontario, abbiamo anche tante ragazze che sono all'interno dell'associazione in termini veramente operativi, e abbiamo tanti tra gli amici aggregati, direi che quasi il 50% sono donne. Abbiamo preparato una serie di gruppi di lavoro che stanno lavorando nelle varie tematiche legate alla Dunata, quindi dalla viabilità, i trasporti, la mobilità, le mostre e gli eventi che avverranno nei famosi 3 giorni della Dunata. La protezione civile con la cittadella della protezione civile che sarà a Campo Marzio, e la cittadella anche militare degli Alpini che sarà assieme in tutta la zona centrale di Vicenza. Per dare un'idea abbiamo fatto in modo che tutte le attività sportive, anche delle squadre più piccole, in quel weekend non si tengano in città e vengano ospitate, che tutte le nostre squadre giochino in trasferta, solo per darvi il senso, insomma, della difficoltà, ma siamo anche certi che sia uno sforzo che vale veramente la pena di fare, perché sarà un grande evento, un grande appuntamento per tutto il territorio. Abbiamo visto prima le casette che sono nel mirino dei ladri, dei villaggi natalizi. Ci sono tante luminarie comunque in tutte le città in vista del Natale. Sentiamo sugli addobbi natalizi cosa dicono i bassanesi. Come si allestisce la casa? Un oggetto per Natale? Sì, come sempre l'albero, poi il resto. Come è fatto il suo albero, quello che viene fatto? È particolare o è la tradizione? No, quello tradizionale, sì. La sua tradizione com'è? Non so come spiegare, faccio io. Faccio oggetti un po' particolari perché sono pittrice. Quindi di solito faccio i miei oggetti e poi vendo. Classico albero di Natale, quello sicuramente. Un po' meno forse il presepe, un po' meno, però qualcosa rimane, non quelli di una volta. Piccolino ma comunque sempre significativo. È già tanto si faccio l'albero, quindi... E per lei? Lo stesso, abbiamo sempre fatto l'albero di Natale, quindi è anche più semplice da fare che predisporre tutto il presepe. Come è fatto questo albero? Che decorazioni, che colori? È alto, non so, 1,70 m, così, e con le luci e i festoni, insomma, ecco. E in più facciamo anche quello in giardino. Cioè la stella, si mette la stella cometa in giardino con le luci. Era una forte emozione fare l'albero, no? Nasceva Gesù bambino. Era quella l'attesa, è molto sentito all'epoca. Adesso serve per mettere sotto i regali e basta. Verde e argento, come sempre. Insomma, tutto in una veste quanto più tradizionale. Beh, diciamo albero, mi piacerebbe anche il presepe, ma non ho più il materiale per farlo. Ecco, è un albero tradizionale che si magari tramandano gli oggetti, ogni anno si cambia? No, abbastanza tradizionale, insomma, recupero un po' di vecchi balocchi di casa. C'è il presepe che sarà lungo 5 metri, dopo l'albero di Natale, classiche ghirlande, le palline appese un po' in giro. Noi lasciamo anche fino a quasi a Pasqua, di solito, dipende, dai. Di solito togliamo le decorazioni 2 o 3 settimane prima di Pasqua, dai. Il suo albero com'è? Rosso, verde e dorato. Dopo la tradizione piena. Per me l'albero di Natale è Natale. Ma è piccolino, è un ricordo di mia nonna e niente, è là in vista con le piccole lucine. Io sono fermo con la tradizione, sai, non ho ancora quel del nuovo. A me piacciono quelle palline rosse con i cioccolatini, come se era una volta, no? Con le candeline che si accendevano. Era l'albero spoglio ma bello una volta. Restiamo con il Natale. C'è al via la gara podistica Corri Babbo Natale Corri, un evento tradizionale natalizio cittadino nato per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Oggi la presentazione, qui siamo a Vicenza.
La Corri Babbo Natale Corri è un evento che arriva alla 16ª edizione, abbiamo numerosi partner, ma soprattutto è importantissima la finalità benefica dell'evento, perché si sostengono il villaggio SOS Bambini di Vicenza e l'associazione Bambini Cardiopatici nel mondo. Negli anni sono state raccolte somme importanti. L'iniziativa è ormai diventata una tradizione tra gli eventi programmati nel periodo natalizio a Vicenza. Centinaia di podisti vestiti da Babbo Natale percorreranno le vie del centro storico per un circuito di circa 3 km che quest'anno sarà ad Anello. Venerdì prossimo alle 10 partenza ed arrivo in Piazza dei Signori. Si punta a raggiungere quota 2000 partecipanti, i più coinvolti gli studenti degli istituti superiori cittadini, ma la camminata è aperta a tutti. Negli anni sono stati raccolti oltre 75.000 euro, coinvolgendo oltre 30.000 persone. Ad attendere i maratoneti all'arrivo gli alpini del gruppo Monteberico, che li accoglieranno con panettone e cioccolata calda. Ma gli alpini ci sono sempre quando c'è da fare volontariato. Volontariato per noi, diciamo, alpini è il nostro credo praticamente. L'associazione Bambini Cardiopatici nel mondo sta investendo moltissimo sulla formazione dei medici, soprattutto nei paesi dove è difficilissimo avere cardiochirurghi e persone che possano effettivamente effettuare questi interventi molto delicati, e verranno formati con un modellino di cuore che riproduce appunto le diverse patologie. Ne sono già state formati più di 40. Bene, tutto per oggi, grazie molte per aver scelto Focus TG, a presto e ci vediamo con Focus TG ovviamente domani, stasera con il nostro talk. Buona giornata.